Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Stasera vi voglio portare i nuovi sigari Al Capone, gusto classico. Vorremmo testarli qui in presenza con voi mentre facciamo due chiacchiere. Apriamo la scatola, siamo qui con mio padre Salvatore. Salve, buonasera. Stasera mio figlio ha portato questi sigari, li proviamo, vediamo come sono. Li stiamo aprendo. Hanno proprio la chiusura tipo le sigarette morbide, che si apre il pacchetto da sopra, vedete? Mi ricorda pure il pacchetto che si vendeva quando io ero ragazzo, quelle di contrabbando li vendevano a ogni angolo della città di Napoli, quelli con la foglia, ve ne ricordate? Con la foglia, che c'era una foglia sopra. Era la foglia che testava l'autenticità, che erano americane originali, che adesso non esistono più quelle sigarette americane. Ah, che classe, complimenti. Come che odore è? Che odore è? È un buon odore di tabacco. Accendiamo ragazzi. Di che si occupa lei? Io ho un laboratorio orafo, vengo di origini da 3 generazioni orafe, cioè lui è la terza generazione veramente, mio padre, io e lui. E di cosa si occupa un orafo? Un orafo è quello che ti crea un gioiello, che te lo costruisce. Io sono gemmologo, orafo, centrifugista e incastonatore. Ho fatto la scuola di arte orafa Quindi, all'età di 18 anni, dopo il diploma di ragioneria, ho preso questo attestato era tutta una scuola di tutta pratica, che però ti rilasciava l'attestato che tu dimostravi che era un incastonatore. Poi con gli anni, all'età di 20 anni, somiglia più a una sigaretta che a un sigaro, però ha gli odori e le sembianze di un sigaro. È buono. All'età di 20 anni aprì il mio primo punto vendita. Già a 20 anni avevo 2 operai di oltre 30 anni che lavoravano per la mia ditta e poi man mano è stato tutto un salire. Certo, mo con questa epidemia, con questa pandemia non c'è più lavoro come una volta, però andiamo avanti. quindi ha risentito molto il mercato Eh anche sì, del commercio per eh colpa sì, dell'epidemia. perché il nostro mercato è un mercato di lusso, è un extra che purtroppo ne risente di più. Non è una cosa di prima necessità. È stato anche direttore di altri di negozi come Compro Oro. Ti è mai capitato qualche volta che hanno tentato di fregarti? Certamente, certamente. Ricordo benissimo che venivano persone proprio per venderti un oggetto che non era eh, oro e ti tentavano la truffa. Poi sono stato distributore di bigiutteria, di acciaio oro, avevo 8 operai, 10 rappresentanti. Questo l'ho fatto al Tarì, che è un grande complesso. Dal 2000 al 2010 sono stato e poi man mano mi ritrovo di nuovo con un piccolo laboratorio che faccio solo bigiutteria. Grande, grande. Come lo trovi questo sigarino? No, è buono, è buono. Io me lo aspettavo nocciolato, però
No, è più tabaccoso, più tabacco, più Sembra, tabacco classico. sembra del tabacco classico, sì, esatto. Che dire, ragazzi? Che dire, vi salutiamo. Vi salutiamo e alla prossima, Vi aspettiamo per una sbarbata tra padre e figlio. domani mattina. Io sveglio presto, quindi vi aspetto. Ciao ragazzi.